Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sulle sponde del lago di Bracciano alla scoperta di Trevignano Romano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Trevignano Romano si trova a 173 metri sul livello del mare e conta poco meno di 6.000 abitanti. Tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano e bandiera blu per la qualità delle acque del lago. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Trevignano Romano. E siamo all'interno della bella sala consigliare del comune di Trevignano Romano con il sindaco Claudia Maciucchi. Ci presenti questo bel comune della regione Lazio? Allora, Trevignano è un paese di poco meno di 6.000 abitanti, si trova sulla riva nord del lago di Bracciano e ha delle peculiarità che sono insite nel paese stesso. Si trova su uno specchio di acqua meraviglioso che è il lago, al ridosso abbiamo il bosco, Rocca Romana, e poi abbiamo quella che è per noi un bel punto di riferimento che è la zona umida, cosiddette pantane Lago Uscello. Questo luogo si trova all'interno del parco di Martignano e Bracciano. Trevignano ne fa quasi da padrone in questo ente perché ha circa il 90% del territorio che si trova all'interno del parco. Noi di Trevignano sentiamo proprio sulla nostra pelle l'importanza che ha la natura per tutti quanti noi e quindi abbiamo un rispetto totale per l'ambiente che ci è stato insegnato dai nostri nonni e dalle generazioni passate che ci hanno consegnato il paese così come noi oggi lo vediamo e così come noi vogliamo mantenerlo e migliorarlo per consegnarlo alle generazioni future. Non a caso per la qualità delle acque siete bandiera blu. Questo è un nostro riconoscimento che ci è stato dato, un bellissimo riconoscimento ma nello stesso tempo per noi è un monito di continuare a lavorare per migliorare sempre questo paese. È un lavoro che svolgiamo noi come amministrazione, è un lavoro che svolgono gli stessi cittadini che ringraziamo perché anche senza di loro noi non potremmo raggiungere questi traguardi. Il paese è sovrastato dall'antica rocca. Il paese è sovrastato dall'antica rocca, ma Trevignano parte da prima. Nasce nel Paleolitico, poi abbiamo dei ritrovamenti in epoca etrusca e quindi abbiamo le diverse tombe che sono state trovate sul nostro territorio, ma soprattutto le due più importanti sono l'Annesi Piacentini e la Regostano, i cui reperti si trovano tutti all'interno del nostro bellissimo e, come amo io chiamarlo, importante museo etrusco-romano intitolato al professor Gregorio Bianchini. Come è molto importante il periodo romano, perché qui c'erano tante ville di epoca romana, no? Certo, è importante, ci sono tutte ville romane su tutto il nostro territorio, su tutto il lago, che dimostrano che il lago in epoca passata era più piccolo perché le ville si trovano a ridosso del lago. Poi si passa dall'epoca romana per arrivare alla Rocchia medievale, che era un antico castello Orsini, purtroppo fu abbattuto nella lotta tra i Borgia e gli Orsini e il castello di Trevignano ebbe la peggio perché fu distrutto da Cesare Borgia. Però è un itinerario da fare perché poi lì c'è un bel vedere. Lei l'ha visto, noi abbiamo il castello che domina tutto il paese, quindi chi va con la nostra passeggiata che fa visitare tutto l'interno del borgo antico, arriva su fino alla parrocchia, poi ancora sopra fino alla Rocca, si vede tutto il paese, si vede tutto il lago, anzi in giornate di luce vediamo Roma, vediamo il mare. Addirittura si riesce a vedere questo.
E avete fatto un importante recupero ultimamente. Su via 4 novembre, che poi è la strada principale del nostro paese, una zona a ridosso della scuola elementare non era ben tenuta, diciamo, e abbiamo pensato di rinnovarla con un murales. Lo ha disegnato lo street art Itness ed è diventata, potremmo definirla, una chicca per il nostro paese. Le persone si fermano per ammirare quest'opera, un piatto etrusco, quindi ha i colori utilizzati dagli etruschi per la pittura dei vasi, dei piatti, e quindi questo abbiamo voluto richiamare. Ma che cos'è per lei Trevignano? Guardi, Trevignano per me, oltre ad essere il paese che io sto amministrando, però vede, io prima ho fatto un passaggio e ho detto che i nostri nonni ci hanno consegnato questo paese ed è così, però oltre ad averci consegnato il paese ci hanno insegnato a dare tanto amore a questo paese, ce l'hanno trasmesso e noi vogliamo trasmetterlo a chi viene e nello stesso tempo l'abbiamo trasmesso anche ai nostri figli. Grazie Sindaco, noi adesso continuiamo il nostro itinerario, ci inoltriamo all'interno della porta di ingresso al centro storico, raggiungiamo la parrocchiale di Santa Maria Assunta per incontrare il parroco. E con il parroco di Trevignano Romano, Gabriel Gabbati, che arriva dal Congo, però da 18 anni è qui a Trevignano Romano, andiamo a presentare la comunità cristiana del luogo. Grazie di questa opportunità che mi date, che ci date, di presentare la nostra comunità parrocchiale, la comunità cristiana di Trevignano Romano. Direi che è una comunità molto accogliente perché nella sua configurazione attuale è un mist tra i nativi di Trevignano Romano e tanti altri fratelli e sorelle che sono giunti, ma soprattutto da Roma. Formiamo una comunità unita, ma direi anche accogliente. Dal punto di vista della nostra vita di fede, noi ci troviamo in chiesa, penso che abbiamo qui alcuni testimoni della storia della fede di questo paese, a cominciare dal Sacro Cuore, la cui devozione è stato il punto forte del parroco che ci ha preceduti per quasi 60 anni, che ha educato, formato i nostri parrocchiani a una devozione molto nutrita nel cuore misericordioso di Gesù. E qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta che svetta sul paese perché c'è grande devozione per la Madonna. Un testimone di questa devozione è l'affresco absidale che potete vedere, che rappresenta la dormizio e la glorificazione di Maria. E noi, per sottolineare questo nostro attaccamento a Maria, ogni 15 agosto sul lago c'è una bellissima processione mariana notturna, nata come iniziativa dei pescatori, e ora stiamo lavorando per ripristinare quel format originale, molto semplice, che vede i pochi pescatori rimasti ancora onorare la Vergine Maria assunta in cielo. Un affresco raffaellesco? Naturalmente, perché viene attribuito a un allievo della scuola di Raffaello. Penso che la critica è concorde oggi nel ritenere che sia di un certo Pellegrino di Modena. Una delle opere devozionali più antiche è senz'altro il Trittico del Redentore. Ci credo. La prima volta che sono arrivato qui a Trevignano, entrando in questa chiesa, sono rimasto incantato dai volti, dallo stile e dalla bellezza di questo trittico, che è molto più antico rispetto all'affresco absidale. L'affresco è del 1515, invece il trittico è datato del secolo XII e rappresenta il Cristo in trono glorificato, con a fianco la mamma, la Vergine Maria e l'Apostolo Giovanni, l'Evangelista. Patrono di Trevignano Romano è San Bernardino. Il nostro caro patrono è San Bernardino. E a Trevignano dicono guai a chi tocca San Bernardino. Viene festeggiato il 20 maggio, la messa la celebriamo nella chiesa a lui dedicata, che è un po' fuori paese, ma è particolare perché è stata costruita quella chiesa sul luogo dove i trevignanesi dicono che abbia predicato San Bernardino da Siena. Un altro luogo di culto è senz'altro la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria.
Anche quella chiesa è di origine romana, pensate, che ha avuto varie vicissitudini nella storia. All'inizio del 1900 è stata recuperata, ristrutturata e di nuovo messa a disposizione della comunità. Una chiesa bella che favorisce il raccoglimento, il silenzio, con anche lì un bellissimo affresco di Santa Caterina di Alessandria. La chiesa è fatta dai santi, è fatta dalla Madonna, da Gesù, però anche dalle persone, no? Dalla quotidianità. Qui lei parlava prima del parroco, però dobbiamo parlare di un'altra figura importante che è l'abate Silvestri. Lei fa bene a sottolinearlo, la ricchezza della Chiesa non sono i monumenti, non sono le statue, sono le persone, i credenti, i fedeli. Ognuno a modo suo cerca di dare il suo contributo perché la comunità cresca, perché la comunità si impegni. E giustamente noi abbiamo qui a Trevignano un personaggio famoso in Italia, un grandissimo educatore dei sordimoti, l'abate Tommaso Silvestri, è nato qui. Abbiamo a Santa Caterina le sue spoglie mortali. Papa San Giovanni Paolo II ha voluto onorare questa figura venendo qui appositamente a Trevignano nel 1989. Già questo la dice lunga sull'importanza di questa figura in campo sociale, in campo educativo, in campo di promozione della carità. Chiudiamo con il messaggio del parroco alla cittadinanza. Trevignano, come tutta l'Italia, sta attraversando un periodo difficilissimo e lo sappiamo tutti. Come l'ho detto più volte dal pulpito alle nostre spalle, è un messaggio di speranza che vorrei rivolgere alla nostra comunità. Anche sulla scia di quello che ha scritto il nostro vescovo, rimango convinto che noi ce la faremo, ma non perché siamo bravi o meno, ma semplicemente perché Dio non ci abbandona e non ci abbandonerà mai. Quindi, trevignanesi, coraggio, ce la faremo. Grazie al parroco e noi adesso andiamo a presentare le tipicità di Trevignano Romano. Non potevamo avere cornice migliore per la presentazione dei piatti tradizionali di Trevignano Romano e lo facciamo con il signor Fabrizio Lucaroni e vediamo un po' che cosa ci ha preparato. Vi diamo il nostro benvenuto nel nostro locale, il ristorante Il Porticciolo, ormai nato 18 anni fa, sul terreno dove prima i nostri nonni coltivavano il loro orto, ma soprattutto avevano l'accesso al lago per la pesca. Cosa direi un po' più importante. Da sempre abbiamo proposto ai nostri clienti e valorizzato i piatti della nostra tradizione, ovviamente facendo un lavoro un po' più specifico sul pesce di lago. Vedo qui già quelli che Come potete vedere voi, qui ve li abbiamo fatti, li mettiamo in mostra interi, dal più pregiato, quello centrale, il persico reale, che si distingue, come potete vedere, con le pinne arancioni, ecco da dove viene il nome reale. Ci abbiamo il luccio, ci abbiamo il coregone. Vediamo un po' gli antipasti allora. Allora, potete vedere il nostro sfizio di lago, ossia è un misto di assaggi appunto di lago tutti cucinati, dalle polpettine di persico all'involtino di coregone, l'insalatina di luccio, cannellini, rucola e scorza di limone. Andando avanti abbiamo i nostri tagliolini, che ovviamente l'ingrediente principale è il persico reale, tagliolini al persico, tagliolini fatti in casa, persico, arancia e scorza di limone per un pizzico di freschezza in più. C'è da dire una cosa, ecco, fatti in casa perché c'è sua mamma che prepara queste cose. Certo. Mia madre dopo mia nonna, ormai i nostri nonni non ci sono più e lei ha proseguito questa passione per la cucina e poi adesso anche noi. Mio fratello si è messo in cucina e sta facendo un bellissimo lavoro. Abbiamo l'anguilla alla cacciatora, famosissima, il coregone alla trevignanese, il luccio alla piastra, semplice, olio extravergine e finocchietto selvatico, anche i bambini lo possono mangiare. E poi uno su tutti il pesce marinato, che da antica tradizione, come la storia ci insegna, no? Quando arrivò San Bernardino ci fu una pesca così eccezionale che le donne, per mantenere tutto questo pesce, inventarono questa ricetta, il pesce marinato. Tra l'altro so che c'è anche una manifestazione. Certo, il 20 maggio c'è San Bernardino, sagra del pesce marinato a volontà, venite numerosi perché è eccezionale. Chiudiamo poi con il dolce. Le rognosette, le accompagniamo col caffè, ciambellino al vino, semplicissimo. Il tutto importante, io vi consiglio di abbinarci vini del nostro territorio, vini laziali, dal Poggio dei Gelsi che è un est-est di Montefiascone, il Frascati Superiore, il Bellone che un tempo era
anche coltivato sulle sponde del lago di Bracciano, poi chiaramente con gli anni si è andato sempre un po' perdendo, ma sono ancora presenti sul nostro territorio, si abbinano benissimo perché sono piatti delicatissimi e così ci mettiamo vini di medio corpo, vini leggeri, con una buona spalla acida ma piacevoli poi nell'abbinamento anche dal punto di vista olfattivo, perché sono piatti semplici ma profumatissimi. Lei ci ha tenuto qui nel giardino ad avere la barca del nonno. Eh sì, ne abbiamo fatta una fioriera per omaggiare un po' la loro professione, la loro vita, la loro passione. La teniamo come un cimelio, diciamo, come una cosa troppo importante per noi e per la nostra famiglia. Che cos'è Trevignano Romano per lei? Trevignano è il posto più bello che abbia mai visto in vita mia, lo dico sinceramente, ho avuto la possibilità di viaggiare e credo che una situazione così amena è difficile trovarla in giro. Voi siete presidio Slow Food? Sì, siamo presidio Slow Food dal 2015. Siamo molto privilegiati a far parte di una delle riviste più importanti, della guida più importante che è Osterie d'Italia. Si faccia portavoce degli oltre 70 ristoratori, perché poi qui ce n'è Grazie. per tutti i gusti. Ecco, un invito. Allora, a Trevignano io dico sempre c'è un'altissima qualità, c'è molta professionalità, cerchiamo di dare il massimo perché a Trevignano veramente ce la mettiamo tutta, sia dal punto di vista proprio dalla pesca, alla ristorazione, all'accoglienza del turismo. È un piacere venire e soggiornare qualche giorno. Grazie al signor Grazie a voi. Fabrizio e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a visitare il Museo Etrusco-Romano. Con la direttrice Elisa Cella andiamo a presentare il Museo Etrusco Romano Gregorio Bianchini, che è senz'altro una delle eccellenze di Trevignano Romano. Assolutamente sì, è il fiore all'occhiello di Trevignano Romano e possiamo dire anche del comprensorio sabatino, perché è l'unico museo che illustra in maniera compiuta e forte le origini etrusche della comunità che abitava lungo le sponde del lago. Percorriamo allora l'itinerario del museo. Il museo è un piccolo gioiello, è disposto a ferro di cavallo all'interno del Palazzo Comunale e può essere suddiviso in 3 aree. Nella prima, che accoglie e dà il benvenuto, se vogliamo, ai visitatori, si ha modo di introdurre a quella che è la storia del territorio chi non è mai venuto a visitare questi luoghi, per poi poter addentrarsi e scoprire quelli che sono i tesori restituiti da una delle tombe più importanti della necropoli dell'Olivetello, che è la tomba Annesi Piacentini. In 2 sale sono esposti i 230 reperti di questa sepoltura, che era una sepoltura di famiglia utilizzata per circa un secolo. Superato il corridoio si va all'indietro nel tempo, si raggiunge quindi l'area destinata alla tomba dei Flabelli e il nome stesso evoca un oggetto eccezionale, molto raro, che è stato restituito da questa, che è una tomba a camera, quindi molto simile alle nostre cappelle di famiglia a cui si accedeva percorrendo un dromos, e in questa tomba sono stati rinvenuti non uno ma ben 2 flabelli, cioè 2 ventagli in lamina di bronzo, istoriati e decorati. Uno, il più grande, è il simbolo del nostro museo. C'è però una terza area di interesse, e in questo percorso a ritroso ci porta verso l'VIII secolo, ci fa toccare quello che è il periodo definito da noi specialisti come villanoviano, ed è del tutto particolare perché abbiamo la possibilità di offrire al pubblico qualcosa di raro, ovvero uno strappo. Questo è il termine tecnico che noi addetti ai lavori archeologi utilizziamo. È stata letteralmente
tagliata, sezionata dal terreno l'area di deposizione di un antichissimo guerriero che era stato appunto deposto con le sue vesti migliori e ovviamente affiancato da quella che noi chiamiamo una panoplia, cioè dal suo armamento. Ci racconta una storia antica che va per simboli, se vogliamo, ma che ci parla della nascita, delle origini di una vera e propria aristocrazia guerriera. E il nostro guerriero, individuato nella tomba della necropoli di Rigostano, la numero 38, è un degno rappresentante di un'aristocrazia guerriera fierissima che abitava su queste sponde. Abbiamo anche un bel carro poi. Assolutamente. Il carro però non è del guerriero di Rigostano, come le ho detto, in qualche modo ci spostiamo nel tempo e il carro, o meglio i due carri che sono conservati ed esposti in questo museo, appartengono alla tomba dei Flabelli. Perché due carri? Molto probabilmente perché si trattava di due usi differenti. Uno è un carro da battaglia, l'altro, più simile, affine ad un nostro calesse, poteva essere un carro, diciamo, cerimoniale e che però in qualche modo ci invita nuovamente a spostarci, ad andare verso la tomba Annesi Piacentini, dove proprio un carro è raffigurato su uno dei materiali di maggior pregio, che ha un anforone orientalizzante in cui è ritratta molto probabilmente una cerimonia nuziale. Poi chiudiamo il museo con delle testimonianze di epoca romana. Assolutamente sì. Abbiamo sia degli elementi di decorazione architettonica, sia anche delle epigrafi, ma in qualche modo le testimonianze di epoca romana si snoda lungo quel percorso che porta dall'uscita del museo fino al molo, perché in realtà si attraversa una grande area verde che invita poi ad affacciarsi e in realtà ad arrivare a quel livello, a quella costa lambita dalle acque che, ci dicono le stesse fonti di età romana, era costellata di ville per diletto, ville d'ozio, in cui moltissimi secoli dopo la nobiltà romana amava venire a ritirarsi per godere della bellezza di questi luoghi e di un clima assolutamente mite e favorevole, in un lago che era, se vogliamo, il bacino di pesca principale e da cui veniva procacciato il pesce che riforniva il popolo della città di Roma. Grazie, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo ad incontrare un pescatore di Trevignano Romano. E adesso abbiamo raggiunto la zona del lago chiamata Cucumino, siamo con Edoardo Soccorsi, un giovane pescatore che continua la tradizione. Come ha iniziato lei? Ho iniziato così, andavo l'estate, nei mesi in cui non c'era la scuola, andavo con mia nonna e piano piano mi sono innamorato di questa professione, diciamo. Come si svolge la sua giornata? La giornata si svolge presto, ti alzi la mattina presto, e vai a togliere le reti che hai messo la sera prima, e peschi il pesce e poi lo porti alle pescherie, insomma. Tra l'altro lei è proprietario di una pescheria? Sì, la pescheria questa qua che sta vicino alla piazza di Trevignano Romano. Ho visto che prima preparava le reti, ecco, quelle che reti sono? Quelle che abbiamo visto prima sono le reti chiamate qui a Trevignano tovarelli, in realtà si chiamano martavelli, ma sono le reti principali per la pesca delle anguille. Si pratica da ottobre fino a dicembre. Pesca al capitone, poi ci vanno anche, ecco, pesci lucci, insomma persici. So che però l'anguilla è la vera eccellenza del lago qui. Beh, l'anguilla è molto buona, sì, ma ci sono varie eccellenze in questo lago. C'è l'anguilla, il coregone, il luccio, il lattarino è buonissimo, fritto, speciale. È molto pulito il lago di Bracciano. Il lago è pulitissimo, avete visto anche prima l'acqua. Questa è l'acqua che va direttamente a Roma, quindi se la portano nelle case per la pubblica vita, diciamo, non c'è nessun problema, l'acqua è super pulita. Quanti sono i pescatori qui a Trevignano? Adesso a Trevignano siamo rimasti pochi,
Un po' in tutto il lago siamo rimasti pochi. 50 anni fa c'erano 150 famiglie che vivevano su questo lago. E adesso siamo rimasti solamente in 30 pescatori e a Trevignano solamente 4 o 5, insomma. Per quanto riguarda i giovani, quanti siete? I giovani, uno dei più giovani sono io, poi c'è un altro ragazzo d'Anguillara e il resto sono tutta gente che comunque sta un po' più avanti con l'età. Sicuramente sono tanti i ricordi del nonno e della nonna. Sì, in particolare diciamo che mio nonno, quando prese in sposa mia nonna, il padre di mia nonna chiese a lui: mi raccomando, fammi una promessa a non la portare sul lago perché è una vitaccia. Allora mio nonno gli disse: no, no, vai tranquillo, non c'è problema, no, per carità, non ce la porterò mai. E invece poi dopo qualche anno fu nonna che spinse nonna a portarla con sé, perché a quei tempi c'era la fame, c'era bisogno di lavorare, e quindi è andata così, diciamo, da una semplice battuta portami così è diventata pescatrice a tutti gli effetti, l'ha fatto per 60 anni. Una cosa bella è che qui arrivano tante famiglie. Sì, soprattutto in estate. Anni fa affittavano proprio case, adesso magari vengono un giorno, stanno una giornata sana al lago e se ne ritornano a casa. Però ci sono anche B&B, insomma, è attrezzato il paese. Diamo un messaggio ai giovani che ci stanno guardando, ecco, che devono continuare le tradizioni della famiglia, le tradizioni dei paesi. Le tradizioni in generale siamo qualcuno perché abbiamo delle origini, quindi o le manteniamo o perdiamo la nostra identità, questo è quello che penso io. Poi logicamente non è che siamo tutti di questo parere e nessuno magari è disposto a percorrere le orme che hanno precedentemente percorso i propri genitori o nonni, però diciamo non è brutto, non è male, per quello che si possa pensare sì è faticoso ma è molto soddisfacente. Che cos'è Trevignano Romano per lei? È tutto, è casa, è tutto, non c'è una spiegazione. Vivendo nel paese noi siamo molto attaccati, quindi non so come definirlo, ma è casa. Chiudiamo con un invito a venire a visitare Trevignano Romano. Non credo che c'è bisogno di tanta pubblicità per questo paese, perché basta che venite il sabato e la domenica per dare uno sguardo. E questo è immerso nella natura. Acqua, boschi, perché poi dei boschi non se ne parla, ma ci sono dei boschi, dei sentieri, anche per pratica mountain bike, per chi vuole fare una semplice escursione a cavallo o a piedi. È bellissimo il posto. Il sabato e domenica è sempre pieno di turisti che vengono da tutte le parti, da Roma soprattutto in genere, perché essendo un paese con tutti questi ristoranti offre il prodotto diretto del lago e quindi fa piacere a tutti passare una giornata al sole dalla mattina alla sera, perché come potete vedere da quando siete venuti qua a stasera fino alle 6:30 adesso, ma all'estate fino alle 9 c'è il sole sempre. Grazie, buone passeggiate quindi a Trevignano Romano. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it e mi raccomando viaggiate in sicurezza. Ciao!